Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Shogun 2 Total War Fall of the Samurai. Abbiamo appena distrutto l'esercito nemico che ostacolava il nostro cammino e adesso siamo pronti per la cattura della città di Matsushiro. Bene, allora una nostra unità si ritrova nel territorio nemico, quindi a causa dell'inverno è soggetta al logoramento, quindi i rinforzi li faremo arrivare in primavera. Vediamo un po' come ritroviamo lo scenario nell'ambientazione della primavera, ragazzi. Facciamo avanzare. Eccoci ragazzi, abbiamo trovato un bello shinobi all'interno del nostro territorio. Andiamo immediatamente sul luogo e abbiamo scoperto il nostro Shin. Una mano aperta in segno di benvenuto, chiusa in un pugno, resta sempre una mano. Adesso stiamo andando a ricercare l'ingegneria navale. Quindi 5 in più alla precisione delle navi, meno 10% ai costi di costruzione dei porti, meno 10% ai costi di tutte le navi e meno 1 al tempo di arruolamento delle navi. Wow! Ecco la primavera ragazzi, bellezza tremolante, eleva il mio spirito più in alto, l'araldo della primavera. Primavera più 1, felicità in tutte le province, turni rimasti 6. Perfetto, la primavera è un'ottima stagione per condurre guerra, quindi inviamo il nostro esercito di rinforzo ai piedi della nostra Gesha e con il nostro esercito intanto che ha subito delle perdite, gli uomini sono morti di freddo, vediamo se riusciamo a prendere il controllo di questa città. Intanto la nostra Gesha possiamo utilizzarla per imbambolare il nostro amico, il nostro shinobi, il nostro ninja, vediamo un po' che cosa può fare nei suoi riguardi, ma prima nei riguardi della città. Può distrarre la guarnigione e quindi impedirà la loro alleanza con qualsiasi forza dispiegata nell'insediamento. Perfetto, ma per adesso non ne vedo forze spiegate nell'accampamento, quindi andiamo dal nostro ninja. Possiamo affascinarlo e farà abbandonare la sua causa e convincerlo al nostro clan. Però guardate un po' ragazzi, costa ben 1316 yang, quindi per adesso la nostra Gesha la portiamo un po' più avanti per dare un'occhiata anche al territorio circostante. Allora, hanno una bella piantagione di cosa? Che cos'è questa? Vediamo un po'. Fattoria di vermi. Wow ragazzi, la fattoria allevano anche i vermi. E a che cosa serve? Wow, appartiene a un altro clan. Lo scopriremo quando la conquisteremo, se ci riusciremo. Intanto sono curioso. Andiamo nella modalità diplomazia. Clicchiamo un clan a caso, per esempio il clan Mito, e vediamo un po' i beni in commercio. Guardate un po' ragazzi. Ah no, questa è la seta. Perfetto. Perfetto. Ah, sono molto simili. Guardate un po', la seta ai vermi. Probabilmente dai vermi otterremo qualcosa. Vabbè, riusciremo a scoprirlo nel momento in cui conquisteremo tutto. Quindi, vediamo un po', mandiamo il nostro esercito all'attacco. Perfetto, ecco le nostre forze non sono aiutate dai rinforzi, guardate che sono forti cannoncini. Continuiamo l'assedio in modo da far morire di fame il popolo finché non porteremo i nostri uomini, i nostri rinforzi nel territorio nemico. Bene ragazzi, è passato un altro mese di primavera, ci ritroviamo di nuovo all'assalto, adesso i nostri uomini possono unirsi all'armata, molto bene, adesso siamo numerosi. Un clan è stato distrutto ragazzi. Vediamo un po' il clan Yonezawa. Guardate un po', mi dispiace tantissimo, però dobbiamo concentrarci per la cattura di questa città. Intanto il ninja adesso si è svegliato. La nostra Gesha potrà effettuare solo l'azione affascina per adesso. Bene, adesso il nostro esercito è completo. Vediamo un po', possiamo attaccarlo immediatamente. Guardate un po', abbiamo davvero un netto vantaggio sul nostro nemico. Possiamo anche non combattere la battaglia ragazzi, vedere un po' di combattere un assedio molto più consistente, perché guardate un po', il vantaggio è nettamente visibile. Abbiamo circa l'80% a nostro favore, quindi effettuiamo questa risoluzione automatica. Ecco qua, guardate un po' che forza. Ecco, è uscito il soldatino e abbiamo vinto. Abbiamo quindi ottenuto una bella vittoria decisiva, uccidendo 444 nemici. Molto bene. Wow, il nostro generale è aumentato di grado e i cannoni si divertono a sparare. Provincia catturata. Possiamo effettuare una bella occupazione pacifica anche per non destare disordini all'interno, non creare disordini all'interno della nostra città. Bene, lasciamo perdere per adesso. Guardate però un po' ragazzi, se saccheggiamo la nostra città otterremo ben 8000 yang. Però per adesso conquistiamo la nostra provincia pacificamente. Il generale sale di grado.
Missione completata, prendi questa provincia, nord di Shinano, molto bene, l'autorità dello shogunato. Allora, aumenta la diffusione dei sentimenti pro-shogunato in tutte le province, più 2 di influenza, perfetto. Allora, ecco la nostra nuova città ragazzi, come potete vedere la roccaforte è in fiamme, il nostro esercito non ci è andato, non ci è andato leggero, quindi ripariamo al costo di 119. Perfetto, vediamo un po'. Fattoria di vermi. Allora, che cos'è questa fattoria di vermi? 20 balle di seta di grezza. Praticamente dai vermi fanno la seta. 350 la ricchezza derivante dal commercio. E possiamo costruire anche un tessitore di seta grezza. 40 balle di seta. Wow, quindi dai vermi, stranissimo, non l'avevo mai vista una cosa del genere. Ottengono la seta. Wow. Quindi incrementiamo la nostra capacità di esportare quindi questa nuova risorsa, costruendo il nostro bel tessitore di seta, e la nostra geisha la mandiamo, vediamo un po' più avanti, vediamo un po' che cosa ritroviamo. Troviamo il territorio dei Matsumoto, e infatti anche la provincia è stata catturata. Abbiamo acquisito la seta, come potete vedere, seta acquisita. Possiamo esportare questa nuova materia. Clan distrutto, il clan dei Matsushiro. Mi dispiace ragazzi, ma noi dovevamo conquistare questa bella città perché i vermi mi affascinavano tantissimo. Quindi la nostra geisha la spostiamo un po' più a destra, anzi no, diamo una bella occhiata alla nostra mappa nella sezione diplomazia. Allora, abbiamo conquistato questi due bei territori, e adesso vediamo un po' questi due territori a chi appartengono, ai Numata e uno agli Utsunomiya. Io direi di espanderci sul lato destro ragazzi, perché disponiamo anche dei nostri alleati a nord, a Fukushima, e potrebbero anche darci una mano. Come potete vedere ci ritroviamo, circondiamo il nemico in questo caso. Quindi Inumata, eccoli qua. Diamo un'occhiata a questo nuovo clan ostile contro di noi a causa delle rivalità passate, alleanza con un nemico, guerra con un alleato ed espansione territoriale. Quindi prima vediamo di modificare il nostro assetto bellico, potenziando anche la nostra capacità di effettuare attacchi. La nostra geisha la portiamo in avanti, perché anche i vermi qua mi fanno schifo. Poi farli stare vicino a lei gli farà perdere il suo fascino. Vediamo un po', questa è la città nemica, per adesso non può effettuare più movimenti. Qui troviamo un'agricoltura di sussistenza che sta per essere riparata, altri 550 alla ricchezza, infatti anche le nostre entrate mensili sono migliorate. Bene ragazzi, diamo un'occhiata alla nostra nave qui a nord, vediamo un po' che cosa trova qui. Continuiamo ad andare avanti ad esplorare la nostra costa. Ecco qui abbiamo trovato sempre lo stesso porto di Kanazawa e un nuovo bel clan, Chizen. Cosa hanno come materia prima? C'è una bella flotta nemica, una bella materia prima, cava d'argilla, una nuova materia, e qui hanno una bella flotta, meno male. Obama la flotta si chiama, guardate un po', credo che sia una nave americana? No, è una nave giapponese, stranissimo questo ragazzi. Bene. Questo clan quindi è in pace con noi, molto bene. Andiamo, la nostra nave possiamo metterla in posizione stabile per adesso, non dovrà effettuare altri movimenti. Vediamo un po' se possiamo passare il turno ragazzi, mandiamo avanti la nostra stagione e vediamo se possiamo potenziare la nostra capacità. Ecco ragazzi, una bella costruzione completata. Il nostro mercato è stato appena edificato all'interno della nostra città Echigo, e adesso andiamo davvero a nozze con le entrate provenienti dalle tasse e dal commercio. Possiamo adesso reclutare i nostri uomini di fanteria. Reclutiamo della fanteria di leva e costringiamo i cittadini ad arruolarsi. Allora ragazzi, andiamo all'interno del nostro menu diplomazia, vediamo se possiamo stringere un nuovo accordo commerciale con qualche nuovo paese estero, e vediamo se riusciamo a garantire ottime entrate al nostro popolo. Guardate un po', i Takayama si ritrovano in un atteggiamento poco ostile, però possiamo tentare lo stesso. Guardate un po', 203 introiti otterremo. Vediamo un po'. Guardate che forte questo qui, Pinocchio. Pinocchio? Ma non crediate neanche per un momento che le parole da sole influenzeranno le nostre opinioni. Pinocchio, forse riusciremo a trovare un accordo. Ha un sentimento positivo. Vediamo cosa dice il nostro amicone. No, guardate che stronzo. No. I nostri cittadini sono purtroppo persone serie ed è improbabile che acquistino i vostri scadenti prodotti. E ci credo, neanche io acquisterei dei vermi, però qua abbiamo questo, vendiamo vermi ragazzi. Allora, vediamo un po' se c'è qualcun altro interessato ai nostri vermi. Vediamo un po' i Sendai, sembrano amichevoli. Benvenuto. Venite, amico mio, parlate saggiamente e io darò alle vostre parole la dovuta considerazione. Speriamo, perché appena cominciamo a parlare di vermi questo qua ci sputa in faccia ragazzi. Forse riusciremo a trovare un accordo. Vediamo un po' il ragazzone se accetta.
Vabbè, certo, non può accettare la nostra offerta. Va bene. Non c'è nessun altro che vuole fare un po' di affari con noi? No, mi sembra di no, ragazzi. Possiamo andare avanti in questo turno, perché i nostri vermi non li vuole nessuno. Hanno dei vermi più belli dei nostri, oppure gli fanno così schifo che non possiamo davvero far nulla. Allora, vediamo un po' in questa nuova città. Guardate un po' delle nuove truppe che possiamo reclutare. In questa città c'è disponibile qualcosa. Dojo tradizionale che permette il reclutamento e anche il reintegro di alcune unità molto particolari. Il Kaki Koyari, il Kaki con moschette a miccia, degli schermagliatori e il Ki Koyari, una sorta di cavalleria Koyari. Bene, avanziamo, vediamo un po' se riusciamo ad avanzare in questa nostra bellissima stagione. Ok ragazzi, siamo riusciti a trascorrere la nostra primavera, siamo in un altro bellissimo giorno, vediamo un po', abbiamo appena passato il turno. All'interno della nostra città possiamo ritrovare la baia, che possiamo migliorarla con il porto e ottenere quindi diverse navi. Possiamo reclutare le corvette, le fregate di qualsiasi classe e anche la torpediniera, però ha bisogno di un'industria leggermente superiore. Per adesso limitiamoci a reclutare le nostre unità, la fanteria di leva, per espanderci. Vediamo un po' nella nostra nuova cittadina cosa possiamo creare. Anche i Kaki con moschetti a miccia, che questi sembrano carini ragazzi. Gli schermagliatori possiamo anche reclutarli. Bene, allora la nostra geisha, eccola qui, andiamola avanti, diamo un'occhiata a questa bella cittadina. Numata, in pace, guardate un po', è una cittadina colma di uomini, guardate un po', l'esercito è bello sostanzioso. Vediamo un po' se possiamo sconfiggerlo e intanto con la nostra piccola nave diamo un'occhiata all'interno di questa costa, con la nostra flotta, vediamo un po' se espanderci a sinistra o a destra. Adesso che ho visto la nostra nuova icona, il nostro nuovo castellino, mi sa che ci verrà un po' duro attaccare immediatamente questa popolazione. Diamo un'occhiata nello sviluppo del clan, a breve svilupperemo la nostra abilità navale e continueremo con il commercio delle armi. Ok, mandiamo la nostra geisha avanti, vediamo un po' se riesce a farci da esploratrice. Andiamo avanti, vediamo cosa troviamo qui. Matsumoto, ragazzi, un nuovo clan. Che cosa vendono questi? Erba, che cos'è? Che cos'è ragazzi? Piantagione di matcha, guardate un po'. Diamo un'occhiata a questa piantagione di matcha. Tè, ragazzi, tè. Quindi questa città mi sembra che non è protetta da nulla. Possiamo attaccarla facilmente. Diamo un'occhiata a questo clan, un nuovo clan incontrato, Gujo Yashashim. Mi rifiuto anche di leggerlo. Vediamo un po' questo nuovo clan. Dov'è questo nuovo clan? Allora, questa provincia che è a sud di noi, provincia Kai. Vediamo un po'. Matsumoto, il clan dei Matsumoto, di Matsumoto è questo qui, ha 2 province al di sotto di noi, quindi ha un atteggiamento ostile contro di noi, utile per far guerra contro. Quindi, avendo visto che i nostri cari amiconi non dispongono di unità terrestri, possiamo normalmente attaccare verso sud questi nuovi territori e quindi conquistarli, mentre ad est ci penseremo più avanti. Quindi rafforziamo il nostro esercito all'interno di questa provincia, ragazzi, per colpire nettamente i nostri Matsumoto e conquistare anche questa bella piantagione di tè, in modo tale da esportare una nuova risorsa e guadagnare numerosi introiti. Allora, vediamo un po' cosa possiamo creare. Anche delle belle unità di cavalleria ci torneranno utili, quindi reclutiamole. E all'interno della nostra Echigo abbiamo reclutato ben 4 unità di moschettieri. Possiamo inviarle come una sorta di sostegno alla nostra nuova città. Facciamo fare questo bel giretto. Intanto portiamo sempre la nostra nave all'interno della nostra... Ops, cosa abbiamo fatto? Bombarda l'obiettivo, probabilità di colpire bassa, devastazione potenziale alta. Anche dalle navi, ragazzi, possiamo far fuoco sulle unità terrestri, quindi è anche un'ottima idea posizionare la nostra nave nelle vicinanze della nostra Echigo. Nel momento in cui arriverà un qualsiasi esercito lo faremo a pezzi a cannonate. Quindi posizioniamo la nostra navicella qui. Il nostro esercito pronto a partire si ritrova ai piedi della ferrovia, anzi del telegrafo. Ancora non abbiamo una bella ferrovia. Ragazzi, abbiamo effettuato un bel gameplay, abbiamo scoperto una nuova piantagione, quella di vermi. La nostra geisha è la venditrice di vermi. Ci siamo divertiti, anche perché i nostri vicini ci hanno rifiutato nel momento in cui gliel'abbiamo offerti, ma adesso gliela faremo pagare. Nel gameplay successivo andremo a fare il culetto a questi stronzi del sud Shinano, visto che abbiamo conquistato la prima provincia del nord Shinano. E vediamo un po' quale sarà l'esito di questa battaglia. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!